Quindi per la nostra serie pause pranzo con Alejandro, Eccoci. abbiamo cambiato sport, basta bici, è arrivata finalmente la neve e quindi sci ai piedi e tentiamo di arrivare in cima al Nevegal. Come tentiamo? Tentiamo prima di rientrare in ufficio. In realtà parrebbe che in cima ci arriviamo. La neve è una cosa incredibile, proprio una spolveratina, sti 20-30 centimetri per divertirsi, tracce veramente poche, tanta roba. Quindi siamo arrivati a Magacol Toronto, siamo a metà, adesso l'ultima salita della Muerte per noi poco allenati. In realtà mi sono ricordato che basta sbattere per arrivare in cima in poco tempo, quindi eccoci, visto bastava battere e si arrivava su in cima. Adesso in realtà basta fare così e appunto così ci si cambia velocissimi. Adesso si batte e siamo pronti a scendere. Ecco, pronti per la discesa. Vai Alejandro, ready. Madonna. Che figata! Corrono poco. È un po' casciolina. Madonna! No, è poco veloce o i mesci sono... Non è poco veloce, però è una figata. Che figata! Ciao! Alberi giù a destra, dove vedi il buco. Wow. Woohoo. Madonna, che figata! Vamonos, anche se è tutto maciullato. Deve essere divertente lo stesso. Vieni Alejandro! Yeah! Che motivato! Che motivato! Dai che ce la godiamo ancora. Via allora.
Woohoo! 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 Woo! 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 Fine del piacere, ahimè. Che figata. Basta, the end. Non male, Per essere neve, per essere prima uscita. Neve Gal, prima uscita, direi assolutamente top. Olè! Neve allora, contento? Bella Neve top, giro super di qualità. Devo dire che anche la maschera che mi ha dato Adidas, veramente tanta roba. E adesso non ci resta che mettere via tutto e tornare al lavoro.